Buongiorno, bentornati con l'informazione di Telefriuli. Apriamo subito il nostro telegiornale con 4 arresti per frode nelle pubbliche forniture a opera dei carabinieri del NAS di Udine. L'operazione è scattata questa mattina ed è legata agli appalti per mense scolastiche di numerosi paesi della provincia di Udine. Sentiamo. Nelle prime di oggi, anche in provincia di Udine, i carabinieri del NAS del capoluogo friulano stanno procedendo con l'esecuzione emessa dal GIP e del Tribunale di Udine di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di 4 persone, tutte residenti in provincia di Napoli, nei confronti di un 53enne di Molfetta per l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Sono stati eseguiti 22 decreti di perquisizioni nei confronti dei destinatari delle misure cautelari e anche di altre persone che a vario titolo collaborano con una società di catering attiva a livello nazionale con sede a Roma e operativa a Napoli. La realtà è attiva nel settore del commercio all'ingrosso di generi alimentari, perquisizioni anche negli uffici del comune di Udine e di un libero professionista che collabora con il municipio del capoluogo friulano. Agli indagati è contestato il concorso di reato di frode nelle pubbliche forniture nella forma aggravata perché commesso con sostanze alimentari ai danni del comune di Udine e anche quelli di Varmo, Trivignano Udinese, Tarcento, Arta Terme, Ribe d'Arcano e altre municipalità del Veneto che avevano affidato il servizio di ristorazione scolastica di fornitura dei pasti a domicilio alla società interessata dalle indagini. Tra gli altri indagati un amministratore pubblico, un funzionario pubblico, un libero professionista. La società per azioni è indagata anche per la responsabilità civile dell'ente. L'indagine ha preso via a ottobre del 2020, a seguito di molteplici segnalazioni pervenute dalla commissione mensa costituita dal responsabile dei genitori di istituti scolastici di Udine e di Barmo, riguardante servizi che gravavano sulla ristorazione scolastica, ad esempio la presenza di corpi estranei nei pasti, la scarsità della qualità delle porzioni, la non rispondenza dei pasti a quanto previsto dal menù e le temperature di trasporto non idonei, oltre ai tempi di consegna non rispondenti a quanto contrattualmente previsto. Sono state eseguite numerose perquisizioni nei centri di cottura di Ruda, Tarcento e Motta di Livenza e nelle mense delle scuole, oltre all'analisi dei documenti delle gare, delle forniture, delle derrate alimentari. E un operaio residente in provincia di Lecco, di 49 anni, è stato ricoverato questa mattina in terapia intensiva all'ospedale di Catinara in prognosi riservata dopo essere caduto da un'impalcatura di un cantiere edile per l'ampliamento di uno stabilimento della zona industriale a Ussacorno, siamo a San Giorgio di Nogaro. È stato trasportato in volo all'ospedale sul posto i vigili del fuoco di Cervignano, i carabinieri di San Giorgio e della radiomobile di Latisana per gli accertamenti. E primo giorno di sospensione dal lavoro per i sanitari Novax individuati dall'azienda sanitaria del Friuli occidentale. Le posizioni in totale sono 177 e riguardano i residenti nel Pordenonese. Di questi 46 sono infermieri, una decina i medici, il resto operatori sociosanitari. Nel conto sono compresi anche pensionati e personale che lavora fuori provincia. Sentiamo. Sono 177 le posizioni a rischio sospensione del personale sanitario individuato dall'azienda del Friuli occidentale. Le prime lettere sono già partite e da oggi i dipendenti non potranno presentarsi al lavoro, resteranno senza stipendio fino a fine anno o fino all'avvenuta vaccinazione. Di questi 46 sono infermieri, una decina i medici e il resto operatori sociosanitari. Il Dipartimento di Prevenzione di ASFO, come da decreto legge, dopo aver sollecitato più volte i Novax a sottoporsi alla vaccinazione, è passato alle vie di fatto. L'azienda sta valutando nel dettaglio le varie posizioni. Per 130 appare scontata la mancata volontà di vaccinarsi, per un'altra quarantina di posizioni si stanno facendo alcune valutazioni. Anche gli ordini professionali, che su questo fronte hanno sempre manifestato un pugno duro, procederanno attraverso i rispettivi consigli direttivi a sospendere dall'albo i sanitari Novax. Le lettere sono partite dall'azienda sanitaria del Friuli occidentale, ma non tutti sono propri dipendenti. Le sospensioni riguardano il personale sanitario residente nel Friuli occidentale, ma comprendono anche pensionati e lavoratori fuori regione. Il grosso non opera in ospedale e soprattutto gli operatori sociosanitari lo fanno in cooperative, case di riposo e servizi territoriali, mentre per medici e infermieri la comunicazione è arrivata all'ordine e al datore di lavoro. Per gli operatori sociosanitari, non appartenendo a un albo, sarà informato solo il titolare dell'azienda per cui prestano servizio. Su questo fronte i sindacati si stanno muovendo per approfondire la situazione.
E terza giornata oggi di tamponi invece per i giovani e gli operatori della EFA Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro per scongiurare qualche contagio dopo il caso di coronavirus che aveva colpito un minorenne già trasferito comunque fuori regione. È un uomo di 45 anni residente in Veneto, 2 cittadini italiani residenti a Milano in provincia di Bari sono finiti nella rete della Polizia Postale di Trieste per scambio di numerosi video pedopornografici che avevano come protagonisti minori, anche infanti, ripresi in atti sessuali con adulti ma anche con animali. Vediamo. Un arrestato e 2 persone denunciate. È l'esito di un'indagine, l'operazione Fight Together della Polizia Postale delle Comunicazioni di Trieste, eseguita col Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online. Ha trovato il suo snodo principale nella perquisizione eseguita nei confronti di un uomo di 45 anni residente nel Veneto, indagato per aver effettuato l'upload di numerosissimi video di natura pedopornografica su una nota piattaforma di file sharing. Le immagini e i video avevano come protagonisti minori, anche infanti, ripresi in atti sessuali con altri minori, con adulti e in alcuni casi persino con animali. Sono stati sequestrati numerosi dispositivi e account che l'indagato utilizzava per scambiare con altri utenti il materiale illecito, decisamente pregnante per la particolare efferatezza dei contenuti. È stato possibile dare nomi e cognomi agli pseudonimi utilizzati sul web, abbattendo così la barriera dell'anonimato offerto da alcune piattaforme di chat che invogliava le persone a perseverare nelle condotte criminali di scambio. Individuati anche altri 2 cittadini italiani residenti a Milano in provincia di Bari di età compresa tra i 20 e i 25 anni, che a loro volta avevano condiviso sulla piattaforma centinaia di video illeciti. Uno dei 2 si pregiava nelle chat di aver abusato direttamente di minori nel tentativo verosimilmente di destare maggiore interesse nei propri interlocutori, sebbene la circostanza non risulta al momento confermata. Unitamente alle esternazioni riguardanti le violenze, il ragazzo si era anche dato in chat a delle considerazioni apologetiche per il suo atteggiamento, descrivendolo come purtroppo la nostra passione non viene capita. E il questore di Gorizia ha disposto la chiusura alla sospensione temporanea di 2 locali pubblici nel centro di Monfalcone dopo una rissa. Notificati lo scorso 12 luglio ai titolari di 2 bar del centro di Monfalcone i provvedimenti del questore di Gorizia che dispongono, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Le restrizioni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, sono state imposte perché gli esercizi sono stati teatro di una rissa scoppiata lo scorso 15 maggio che ha visto coinvolte complessivamente 6 persone, tutti cittadini italiani, e che ha richiesto l'intervento del personale del commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Monfalcone e della polizia locale di Monfalcone. L'episodio è sfociato per futili motivi, verosimilmente per l'eccessiva assunzione di sostanze alcoliche da parte dei protagonisti, all'esterno di un primo bar per poi proseguire di seguito in prossimità del secondo esercizio pubblico. I decreti di sospensione, predisposti con un'azione coordinata tra polizia locale del comune di Monfalcone e la divisione di polizia amministrativa e sociale della questura di Gorizia e il commissariato di pubblica sicurezza di Monfalcone, avranno una validità di 7 giorni per entrambi i locali. È un edificio fatiscente che sorge nel pieno centro di Cervignano, in via Trieste, ha mostrato questa mattina importanti segni di cedimento, tanto da dover rendere necessaria la chiusura della strada da parte della polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area insieme al personale del comune. Fortunatamente durante il distacco di porzioni di tetto e di caduta di mattoni sul marciapiede non c'erano pedoni e non sono state colpite neanche automobili. L'area è quella a ridosso di via Roma, una zona molto transitata di questo centro della Bassa Friulana. E l'Auditorio Malafratta di San Daniele del Friuli ha ospitato lo spettacolo in medio Start Virus di Enrico Bardolino. Vediamo. Per il circuito ERT interregionale teatrale, dopo il debutto in esclusiva per il Triveneto alla Tisana, è toccato all'Auditorio Malafratta di San Daniele fare da scenario a In Medio Stat Virus, il nuovo spettacolo di Enrico Bertolino, comico e narratore milanese tornato a cimentarsi con l'Instant Theater, formato teatrale ideato assieme a Luca Bottura con direzione di Massimo Navone, attraverso il quale storia, costume, narrazione, cronaca, attualità, umorismo, politica e comicità si incontrano sulle assi di un palcoscenico
modificandosi giorno per giorno in base alle convulsioni dell'attualità, e il fresco campionato europeo di calcio vinto dall'Italia ha offerto il destro all'attore milanese di dare vita ad uno spettacolo in doppia serata tributato da applausi calorosi. Come accennato, il suo Instant Theater ha dato vita negli anni a spettacoli sempre diversi e contaminati da realtà. Elezioni, referendum e persino pandemie, come nel caso del Distant Theater, che durante i mesi complessi del lockdown ha mantenuto viva la fiammella della satira per ritornare sul palco davanti al pubblico sandanielese a concludere una stagione spettacoli che l'ente regionale teatrale già aveva in programma, ma che è stata rinviata a causa del coronavirus. In scena con i musicisti Roberto Di Bitonto e Tiziano Cannas, Enrico Bertolino attraverso musica, satira, rassegna stampa, battute e affabulazioni miscela il proprio estro e competenze accademiche, passandole al setaccio con ironia equamente distribuita su politici, certo, ma anche sui loro elettori, infilati in un pretesto narrativo che spazia dalla cronaca alla storia per uno spettacolo pensato apposta per demolire le proprie convinzioni e farsene, se possibile, delle nuove, ancora più incerte e confuse, non senza un uso ironico ed autoironico della musica. Questa cosa di Mattarella che gli hanno regalato la racchetta e la maglietta, a me l'idea che lui appena vanno via tutti si sente nel Quirinale, pom, pom. Andiamo adesso in Alta Valtoria. A Tanamea dopo diversi anni è stato ristrutturato il rifugio ai ciclamini, la porta sud del Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie. Sono da poco terminati i lavori di ristrutturazione del vecchio rifugio ai ciclamini di Tanamea in Alta Valtorre nel comune di Lusevera. Grazie a 2 finanziamenti per un importo complessivo di 1.200.000 euro, l'ente Parco Naturale Regionale Prealpi Giulie, con la collaborazione del comune di Lusevera, proprietario dell'immobile, ha ristrutturato infatti completamente l'edificio, che presentava problematiche importanti, soprattutto di infiltrazione e di riorganizzazione degli spazi. Tra poche settimane sarà pubblicato il bando per il suo affidamento in gestione. Il rifugio si compone di un'area per pernottamento con 34 posti che potranno raggiungere i 50 posti una volta terminato il terzo livello, di una zona ristorazione e di un centro visite che metterà a disposizione tutto il materiale informativo e le guide per l'accesso all'area protetta. Abbiamo appena ottenuto un altro finanziamento ulteriore, spiega il direttore del parco Antonio Andric, di 80.000 euro da parte di Natisone Gall, che impiegheremo per realizzare un sentiero tematico ispirato all'area di confine e alle bellezze naturali della zona, andando quindi a recuperare 7-8 km del vecchio anello utilizzato un tempo come pista di sci da fondo nelle immediate adiacenze del nuovo rifugio. È stato migliorato anche il sentiero per ipovedenti, uno dei pochi in regione che permette il contatto diretto con l'ambiente naturale in piena sicurezza anche per chi ha questo problema. La Slovenia ha inasprito le regole per l'ingresso nel paese dall'estero senza quarantena, imponendo a chi arriva indipendentemente dal paese di partenza di essere in possesso di un certificato Covid. Lo riporta oggi l'agenzia di stampa slovena Sta. Il certificato deve dimostrare che i viaggiatori si sono sottoposti a un test molecolare negativo nelle ultime 72 ore, a un test antigenico rapido e negativo nelle precedenti 48 ore, oppure dimostrare di essere stati vaccinati o di essere guariti dalla malattia. Il Green Pass europeo in formato cartaceo e digitale, quelli emessi da paesi terzi, sono accettati. Sono esenti dalle nuove regole le persone in transito, i camionisti, i proprietari di terreni su entrambi i lati del confine e i minori di 15 anni accompagnati da persone in possesso del certificato Covid. Attualmente non ci sono controlli di polizia alle frontiere, come vediamo anche in questa immagine di questa mattina di Fernetti, sia appunto sul confine Austria, Italia e Ungheria, ma solo al confine Schengen con la Croazia. Ed era l'ultima notizia del nostro TG delle 12.30, ma rimanete con voi perché tra pochi minuti torna a voi la linea con dirette e collegamenti dal nostro territorio. Una buona mattinata.